Buongiorno e ben ritrovati amici appassionati di Fanner. Al Tevere Roma siamo alla seconda giornata calcio a 5 C2, si affrontano Pisana contro Virtus Ostia. Tocci prova uno scavino per il compagno, poi la palla resta lì per la conclusione alta. Numero 8, la palla resta lì spazzata, ancora il numero 7 prova la conclusione, ribattuta, poi il tiro e la parata del portiere numero 7 dentro l'area di rigore. Poi c'è il numero 5 che prova la conclusione, Roccatani non trova però lo specchio della porta ad aumentare il ritmo, ma sono bravi gli ospiti a contenerli. Palla sulla destra, la conclusione ed il gol della Pisana e dunque 1-0 per i padroni di casa. Se il numero 5 prova il sinistro, Roccatani di un soffio fuori, sfiora il raddoppio la Pisana del portiere dell'Ostia. Riconquista palla, riparte il numero 8, 1 contro 1 col portiere, prova d'esterno destro, la grande parata. Palla sulla destra, Mafrica per Tagliacozzo che prova con il destro, la palla di un soffio fuori dallo palla girata davanti per Delfini, poi intercetta il numero 3 che riceve palla destro, Marcucci prova il destro di un soffio alla destra di Minicucci della Pisana in questa partita, un po' meno quando ripartono. Palla ora sulla destra, il tocco dentro ed il gol di Mirko Delfini, quando meno te lo aspetti arriva il gol dell'1-1. Petto prova Simone Falcetti, poi esce addirittura Bianchini che prova la conclusione e c'è il miracolo di Minicucci, però lo tiene bene, allora si riparte sulla destra per il tiro deviato e la palla resta lì. Il gol dopo il portiere che non ha trattenuto il pallone e dunque torna in vantaggio la squadra di casa. Tagliacozzo scarica il tiro di Mafrica, eccolo il gol del numero 9 e dunque partita in ghiaccio, 3-1 per i padroni di casa. La palla è per i padroni di casa, prova il tiro due volte, poi la palla dentro e il gol facile dopo il tocco dentro di Marcucci e la Pisana che firma il 4-1. Intercetta Tagliacozzo, poi la palla resta lì, il tiro e il 5-1 di Luca Carelli che chiude definitivamente la partita. E l'arbitro fischia la fine, dunque 5-1 per i padroni di casa della Pisana che salgono a quota 3, mentre per il Virtus Ostia un'altra sconfitta piuttosto pesante.